E poi dal 2014 sei entrato insieme ad altre persone, adesso ce lo racconterai tu, e hai fondato la Calcio Veneto for Disabled. Far fare sport, il calcio, siamo partiti con il calcio a ragazzi con disabilità. Noi siamo partiti con quel progetto con ragazzi con cerebrolesione come progetto iniziale e da lì si parte con non pochi problemi, con non poche perplessità perché è uno sport nuovo. I ragazzi non ce n'erano, noi abbiamo cominciato con 2 atleti, anzi tu ti dovresti anche ricordare bene perché credo che sia stata la prima partita amichevole che noi abbiamo fatto, è stato proprio grazie a un tuo invito ad un memorial. Evans Bentivogli, sì. Credo che sia stato a maggio 2014, perché credo sia stato proprio una delle prime manifestazioni a cui abbiamo partecipato. Da lì è stato un susseguirsi di emozioni, di impegni, perché siamo partiti con pochissimi ragazzi, abbiamo cominciato ad avere rapporti con la neuropsichiatria di Padova, di Campo San Piero, proprio alla ricerca di questi ragazzi. E partendo da quei pochi atleti, nel 2016 fondiamo la prima scuola calcio in Italia per ragazzini con disabilità, che va dai 6 anni in su. Si va avanti con questo gruppo di lavoro e ti dirò che è stato anche impegnativo, nello stesso tempo tante soddisfazioni, ma tanto impegnativo proprio nella ricerca. Noi c'è stato un periodo che tra convegni scolastici e piazze eravamo dappertutto per dare informazione, per far sapere a queste famiglie, ma soprattutto ai ragazzi, che si poteva fare sport. Col passare del tempo abbiamo avuto tanti traguardi in questi anni.
E ci siamo anche allargati, ci abbiamo aggiunto un'altra categoria, noi abbiamo aggiunto il calcio balilla sempre con ragazzi con disabilità. Il susseguirsi di emozioni che alla fine ti ha portato ad oggi ad avere 2 squadre, ad avere 40 atleti con un gruppo di lavoro di 60 persone. La prima classificata del un grande applauso per Silvana Pettorello. Questi sono gli applausi che ci piacciono. Che meraviglia, una splendida ovation per la vincitrice del torneo del Mondiale della Coppa Italia 2022. E so che è stata, cara Presidente, una battaglia fino all'ultimo punto con queste 3 straordinarie atlete che si sono contese la vittoria del torneo femminile.
cosa che per noi è stato importante è stato vedere i miglioramenti sia nella loro crescita fisica ma anche nella loro crescita emotiva e caratteriale. Abbiamo visto migliorarsi giorno dopo giorno nei rapporti tra di loro, nei rapporti con i loro amici, abbiamo riscontrato questo positivamente anche nelle loro famiglie e quindi vedere nei genitori il sorriso e la felicità per noi è stato il traguardo più grande. Il nostro appello è anche a tutti i volontari, nel senso che la nostra società è aperta a tutte le persone che hanno piacere e voglia di mettersi in gioco. Se qualcuno ha piacere di collaborare con noi siamo qui ad aspettarvi e ad attendere i vostri ragazzi per farli divertire, per farli giocare con noi. Grazie. Vieni Anche tu. a giocare con noi. C'è da dire anche questo, e non escludiamo nessuno. Noi siamo partiti come disabilità celebro lesione, poi ci siamo guardati veramente allo specchio. Noi non abbiamo mai mandato via nessuno perché non è nel nostro intento, e il nostro intento è quello di fare sport a tutti i ragazzi, indistintamente dalla disabilità che hanno. Certo, ad oggi non posso dire che abbiamo la forza di volontari da poter affrontare un rapporto a uno con tutti i ragazzi, ma se non hanno grosse difficoltà la nostra porta è aperta per tutti coloro che vogliono fare sport. Approfittiamo per vedere l'entrata ufficiale a Leuganeo del primo calcio Padova for Disabled. Scendono ora sul prato del Leuganeo i ragazzi della Padova for Disabled, che parteciperà al campionato della FIGC sezione calcio paralimpico e sperimentale, vestendo i gloriosi colori bianco scudati. 40 atleti dai 6 ai 60 anni, 5 allenatori, 20 volontari per veicolare un messaggio importante. Lo sport senza distinzioni, è lo sport che ci piace, lo sport è di tutti. Facciamo sentire il nostro caloroso applauso per questi piccoli e grandi campioni bianco-scudati. Lo sport senza distinzione è lo sport che ci piace, lo sport è di tutti. Padova for Disabled. Livello 2, quadra campione Italia, calcio Padova, calcio Veneto, siamo tutte le medaglie, forza! Nazionale, segretario generale del calcio, Sergio Zaroli, rappresentante livello 2, prima classificato. Grazie.
Qui Padova si riscalda, Oh, eccoli sul podio, bronzo per loro della categoria di terzo livello. Il Padova, seconda classificata, Daniele Beccegato, Marco Zappalà, Mattia Smeta, Michele Zanotto, Diego Marchi, Chantal Agostini, Davide Dalto, Elerio Gini, Ludovico De Checchi, Filippo Carraro, Enrico Nikita Tomasini, Emanuele Bortolan, Attilio Huber Forcella, Tommaso Zorzi, Alan Ciro Forcella, lo staff tecnico Mirko Novello, Francesco Leone, Emanuela Zanonato, Marco Bevilacqua, un pullman praticamente, eravate un gruppo molto numeroso. Dove siete? Applausi, insomma ci possiamo anche permetterci un po' di sorridere. Siete solo metà, quindi siete anche in pochi in questa trasferta, va bene, comunque eravamo quasi convinti di giocarci tutto ai rigori perché mancavano veramente pochi istanti della finalissima. Grandi complimenti e ancora un grande applauso per il Padova. Naturalmente la foto di gruppo sotto il nostro arco. Quando i nostri colleghi ci dicono che è tutto a posto possiamo, come dire, liberare lo spazio e naturalmente andare. Giustamente siete in tanti, qualcuno esce anche dall'arco, quindi meno male che siete in pochi. Quale valore sociale è il volontariato per te? Valore sociale è il cuore di una nazione o anche di più. Senza volontari non saremmo qui, non esisteremo noi come associazione, ma anche il motore economico italiano avrebbe tanti problemi ad andare avanti. I volontari sono tutto e non finirò mai di ringraziarli. Calcio Veneto per me lo associerei a due termini molto importanti che sono famiglia e consapevolezza. Famiglia perché sono stati dei ragazzi che mi hanno accolto fino al 2016, dove con loro ho condiviso gioie di grandi vittorie, di grandi soddisfazioni e momenti di difficoltà, di sconfitte, per non dimenticare comunque anche l'infortunio accaduto a Luca, che ci ha colpito molto e ci ha anche unito molto come società e come gruppo di persone. E poi consapevolezza perché io sono arrivato qui nel 2016, a 2 anni dopo il mio incidente, e mi ha fatto rendere conto di quali erano i miei limiti e di come poterli superare. Quindi per me il Calcio Veneto vuol dire tanto. Per me nella mia seconda vita vuol dire tanto, definisco seconda vita perché è stato un ripartire, un reintrodursi nella società di persone e società sportiva. Ciao a tutti, per me entrare nel mondo della SD Calcio Veneto mi ha regalato la possibilità di conoscere l'amicizia senza ostacoli e barriere e non essere più solo, e per me questo è tutto. Un abbraccio a tutti e vi voglio bene. Io sono tanti anni che sono iscritto a questa associazione, mi sono trovato sempre bene. L'associazione mi ha trasmesso una passione che non conoscevo. Lo sport, il calcio, e l'ho condiviso con altri ragazzi come me e a migliorare e imparare a giocare in squadra. Da quando sono entrato a farne parte qualche anno fa, per me SD Calcio Veneto vuol dire 2 parole principalmente. Vuol dire scoperta e vuol dire impegno. Buongiorno a tutti, sono Chantal, volevo raccontarvi la mia prima esperienza all'SD Calcio Veneto.
Sono andata a far parte di questa grande famiglia a gennaio 2023. Fin da subito i miei compagni mi hanno accolto bene e anche dopo avendo conosciuto anche il presidente, la Manuela e i mister, ho visto che erano delle grandi persone. Ciao! SD Calcio Veneto è molto importante per me. Questa squadra è entrata nel mio cuore perché quando gioco calcetto mi diverto tantissimo e ho conosciuto tanti nuovi amici, anche perché ci insegnano a non arrenderci mai nelle difficoltà. Forza ragazzi! Ciao a tutti, sono Alessandro Pighi e sono entrato a far parte dell'SD Calcio for Disabili di Padova 10 anni fa per caso da un volantino trovato al centro protesi di Budrio e mi è stato molto utile entrare a far parte di questa squadra perché mi ha dato la forza per ritornare a giocare a calcio, visto che nessuno voleva più farmi rientrare visto il mio incidente, e per questo non smetterò mai di essere grato a questa splendida società fatta di persone uniche e veramente ancora tanti auguri per questo bellissimo traguardo e che ce ne siano ancora tante di soddisfazioni e ancora tanti anni da passare insieme. Grazie ancora di tutto. Allora, per finire abbiamo vinto il torneo perché è salita la nostra supporter Manuela, abbiamo portato a casa la Coppa numero 1. Bravi! Santa Madonna! Tutto capa, sei fuori testa, lo so? Sì, sì. L'unico normale sono. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored.
Per concludere, come al solito, puoi lanciare un pensiero positivo? Il mio pensiero positivo è nella speranza che non rimanga solo un motto, che non rimanga solo una dicitura, rimane sempre lo stesso. Lo sport è di tutti, lo sport deve essere per tutti.